Siciliana, eventi, turismo e cultura, ha in programmazione un bellissimo corto che sarà girato a Marsala. Di cosa si tratta, Giovanni? Allora, questo corto è stato ideato dalla nostra associazione per unire un po' il folklore siciliano, la musica siciliana e trasmettere anche la lingua siciliana nel mondo. Vogliamo promuovere il territorio. Noi stiamo vedendo le immagini e ci sono coinvolti anche molti bambini in questo video. Sì, abbiamo scelto diciamo, un parco dei bambini perché trasmettono anche loro con l'abbigliamento tipico siciliano un po' di folklore, quindi i bambini che hanno fatto parte dei nostri eventi, quindi mascolini e femminili siciliani. Come mai ti è venuta questa idea? Diciamo, l'idea è nata appunto dalla passione che io ho per la Sicilia, quindi trasmettere tutto ciò che è siciliano per noi è un grande onore. In questo momento il corto è in programmazione, ma quando pensi che potrai pubblicarlo nel tuo sito? Ma io penso che il corto lo metteremo nella sezione cultura di Siciliana Eventi, Turismo Cultura nel www.sicilianeventi.it non prima del 10 giugno. Per quanto riguarda la passione, sappiamo pure che c'è organizzato un bellissimo festival per i buon gustai. Di cosa si tratta? Per i buon gustai, ovviamente dal Palato Fino, stiamo organizzando il primo festival del dolce tipico siciliano a Corleone, presso la struttura Il Bevaio di Corleone, che ha messo a disposizione questa bellissima location. Ci sarà il top della pasticceria internazionale, VIP, un po' di radio, un po' di TV, ci sarete anche voi per gustare i dolci più buoni, ovviamente. Quindi diamo questo appuntamento del 10 giugno a tutte le persone che vogliono vederlo di collegarsi proprio nel tuo sito. Certamente.